che hai girato il mondo, che conosci il sistema, i sistemi del turismo, oltre al nostro paese in Europa, che cosa manca qui per far decollare questa bellezza naturale che pure noi abbiamo? Fondamentalmente credo che manchino due cose, una formazione del turismo, quindi per gli operatori del settore, a cominciare dalle scuole, e la concezione di un sistema turistico integrato che metta insieme tutti gli operatori pubblici e privati in una rete per fare in modo che in condivisione si possa creare un'offerta all'altezza del turismo del 2019. Spesso qua abbiamo un'offerta degli anni 80, quindi totalmente fuori linea con le offerte che esistono invece in altre zone d'Italia o d'Europa. Tutti i paesi puntano sul marketing territoriale, esperienziale, fanno dei piani, delle strategie avanzatissime. In Calabria non vedo niente di tutto questo. E quindi hanno zero ancora? Quindi ci sono delle risorse in gamba sul territorio ma sono isolate, bisognerebbe metterle in rete per cercare di fare in modo di costruire una squadra di persone che abbiano anche esperienze all'estero. Ci sono tanti ragazzi che hanno fatto master all'estero, che hanno studiato turismo, quindi non solo la facoltà di scienze turistiche di Cosenza, ma mettere insieme tutte queste esperienze per cercare di immaginare che cosa può essere una Calabria diversa. Senti, l'offerta turistica di questa regione è a macchia di leopardo, secondo te? Nell'area del Cosentino c'è una proposta, nel Vibonese un'altra, nel Reggino un'altra ancora, nel Crotonese, cioè manca un'idea complessiva? Sì, assolutamente, manca un'idea complessiva e manca una formazione di base, perché ci sono anche locali belli che in teoria potrebbero avere grandi potenzialità, ma quando poi vai a sederti per cenare trovi che i camerieri o il personale in genere comunque non ha quella formazione che dovrebbe avere per realizzare un turismo di qualità. Quindi a volte non è solo questione di struttura, ma di chi ci lavora nelle strutture. Quindi come si traduce questo? Bisogna alzare assolutamente la qualità della formazione in campo turistico e far capire che i turisti non sono persone che vengono qua così per lasciare dei soldi, ma sono persone che devono essere accolte, devono essere guidate a scoprire la bellezza del territorio, però per raccontare il territorio, per fare lo storytelling, bisogna amare il proprio territorio. Quindi il primo punto di partenza è proprio quello di trasmettere la passione per le bellezze e prima ancora imparare a vederle, che sta diventando sempre più difficile. Vieni fuori da una famiglia di imprenditori che nel 1962-63 hanno deciso di fare impresa in questo pezzo di Calabria. Sì. Coraggiosi, visionari, lungimiranti, pazzi, come li definisci? Mio nonno è stato sicuramente molto coraggioso, nel senso che aprire un albergo nel 65, quando ancora non c'era l'autostrada, non c'era l'aeroporto, con l'intento di fare di questo posto un modello per il turismo in Calabria, ci è voluto coraggio. Purtroppo non è stato così, nel senso che San Michele poi non è divenuto un modello come lo immaginava lui. Quando gli domandavano ma lei non ha paura di avere tanti San Michele vicino, lui diceva magari perché in Costa Azzurra è così, ci sono tanti bellissimi alberghi uno vicino all'altro e non è che si fanno concorrenza, anzi aumentano l'indotto. In Sardegna è lo stesso, perché ogni albergo ha la sua caratteristica, la sua specificità. Non è detto che l'albergo X offra le stesse cose dell'albergo Y e possono stare vicino tranquillamente. E la pazzia poi è continuata dopo con mia madre. Perché pazzia? Perché vedendo che il progetto iniziale in qualche maniera era caduto, che la zona della costa aveva preso una strada diversa, ci è voluta pazzia a continuare. E se per lei ci è voluta pazzia io sono un folle, perché ha fallito nel senso che il progetto, così come immaginava il turismo, di mio nonno non c'è più. Mia madre ovviamente ha fatto grandiose cose, però sempre limitate al San Michele. Io che sono la terza generazione con mia moglie a portarla avanti, forse un po' di follia ci vuole, però poi subentra l'attaccamento al posto, ai ricordi, al fatto che quando io ho deciso di andare via, in qualche maniera ho promesso al mare che sarei ritornato, rilasciandomi a quello che dicevo all'inizio.
e per cui subentrano un sacco di aspetti irrazionali, che sono difficili anche da spiegare. Hai promesso al mare che saresti ritornato. Sì, sì, sì. In qualche maniera lo sentivo che sarei ritornato. Per me decidere di andare via non è stato proprio semplice, soprattutto perché sapevo che quello che stavo intraprendendo era una vita che mi avrebbe portato un po' di qui, un po' di là, un po' di su, un po' di giù. È stata una bellissima vita. E forse questa bellissima vita è quella che mi permette anche di affrontare in una maniera diversa la mia esperienza qui. Nel senso che se io fossi stato per 50 anni sempre qui, probabilmente affronterei le cose in maniera diversa, sentirei più la stanchezza, sentirei più la frustrazione. Invece ho avuto la fortuna di avere due vite, se vogliamo, no? Qui 18 anni come zoologo marino in giro per il mondo e adesso non so ancora quanti, ma un'altra vita. E questa è una forza. Ma fare impresa oggi, qui, in questo lembo di terra, macchiato da una serie di immagini non proprio edificanti, non proprio che aprono il cuore alla speranza, che è difficile, cos'è questo? È una sfida, un credere in un futuro diverso, una possibile primavera, che cosa? È una grandiosa sfida. Nella primavera non si deve credere, perché la primavera già c'è. Già c'è nel senso che ci sono un sacco di giovani imprenditori che stanno tornando in Calabria, stanno nascendo delle realtà molto belle, soprattutto, sembra strano a dirsi, ma nel campo dell'agricoltura un sacco di giovani stanno ritornando. Dobbiamo fare in modo però che questa primavera non vada perduta, perché questo è il rischio. Sicuramente questa zona di Sud Italia ha delle problematiche molto forti, che vanno dalla carenza di servizi, a purtroppo una classe politica non sempre attenta, a un filo di rassegnazione da parte nostra. E questi tre elementi possono veramente far fallire questa primavera. Primavera che, ripeto, ha delle basi veramente, veramente interessanti. Dovremmo forse incontrarci di più tra le persone che vogliono cercare di dare il proprio contributo per cambiare questa terra. Anche se poi ognuno di noi è così preso nel loro piccolo, nel nostro piccolo, che ci viene difficile poi staccare e incontrarci. Però in questi anni ho avuto la fortuna di incontrare tanta gente che dà fiducia, per cui non bisogna perdere la speranza. Senti, quanto pesa, quanto incide, no? Il sistema deviato della criminalità in queste aree e quanto pesa sul turismo? Pesa, qui la mia risposta specificatamente a questo posto non pesa in maniera diretta, nel senso che non abbiamo mai avuto pressioni da chi che sia, esponenti della criminalità organizzata. Il perché sia successo, perché succede, è un argomento complesso. È un argomento complesso che probabilmente è legato al fatto che questo posto ha dato lavoro, è cresciuto con Cetraro da più di 50 anni. Forse è dovuto anche al fatto che è fuori Cetraro. In parte anche dovuto alla maniera in cui noi interagiamo con l'esterno. Per cui direttamente non abbiamo subito pressioni da questo, dalla malavita, definiamola così. Mi chiamo Roberto Pennestri, sono un operatore balneare da 24 anni di Paola, ho uno stabilimento balneare. Diciamo che ho iniziato a intraprendere questa battaglia per difendere il mare e l'ambiente dal 2001. Infatti ho un repertorio che Qui sono tutte nessuno può commentare, non è mucillaggine, non è fluorescenza algale, è ben altre cose. Io
per educazione la chiamo marmellata, e quindi dal 2001 in poi mi sono occupato di andare a filmare, a fotografare di nascosto depuratori, discariche, addirittura pagavo un deltaplano a spese mie per andare a fare dei sopralluoghi, come si può ben vedere. Un giorno le vasche sono pulite, un giorno sono vuote. Questo capita se il mare è mosso o se c'è maltempo, e quindi scaricavano di tutto. Che cosa hai scoperto? Ho scoperto che per risparmiare questi signori scaricano a mare, e la scusa loro la trovano che non vengono pagati dai comuni. Questi signori che gestiscono gli impianti non vengono pagati dai comuni, e quindi secondo loro è un atto dovuto, che sì. scaricano a mare. Ma approfittano quando il mare è agitato? Questo ora ultimamente, allora, prima scaricavano anche in pieno giorno, Tranquillamente, sotto gli occhi senza di che tutti. nessuno controllasse, senza che nessuno... Poi, dopo la catena umana dell'8 agosto del 2015, quando io ho bloccato la ferrovia, le cose sono cambiate. Ora ci sono due metodi per scaricare: mare mosso e una forte pioggia torrenziale. Ora in pieno giorno hanno paura, perché tutti hanno un telefonino, e quindi Pensa a cosa succedeva un tempo quando non c'erano questi strumenti. c'erano altri sistemi. Quanti danni sono stati provocati al nostro mare? Quando nessuno Però poteva nessuno- controllare, quando non c'era un telefonino, già faceva la foto, faceva un filmato subito, immediatamente. Infatti io mi ricordo le diverse macchine fotografiche che usavo. Ah, perché tu l'avevi già capito quale fosse il problema, Stiamo no? parlando del 2001. Per Qua ci questo sono dico, le avevo già immagini, capito qua come... ci sono le immagini. Quindi chi più di me, operatore balneare, che vive a mare, dorme a mare, chi è che non... quello è il mio datore di lavoro, il mare è il mio datore di lavoro. Deve essere un bene che dobbiamo conservare e dobbiamo lasciarlo ai nostri figli. Preservarlo bene. Quindi abbiamo ereditato un qualcosa che stiamo trascurando, però troppe persone chiudono gli occhi. Hanno vergogna di far scappare i turisti, e a me questa storia qua non va. Ma tu sei arrivato al punto di mettere in campo una manifestazione eclatante, forte, visibile, lanciando un grido d'allarme. È una Perché campagna, nessuno è una prima, campagna di sensibilizzazione per difendere il mare. perché nessuno prima, nemmeno nessun amministratore. Nessuno osava, perché c'è sempre la ritorsione. Ora io perché volevo parlare con voi? Perché questa ritorsione non ne riesco a uscire io. E che cosa stai patendo? Io ho 7 procedimenti penali, ho pagato 50.000 euro di avvocati io. Io non ce la faccio più, ho perso al TAR, ho perso al Consiglio di Stato, ho tanti di quei procedimenti sul demanio, quando sappiamo benissimo sul demanio che cosa c'è. Sei rimasto da solo? Sì, sono rimasto da solo, e addirittura ora non faccio più parte dell'Idi di Paola, né nel Consorzio Terre da Mare, perché faccio parte di un altro consorzio, perché qui tuttora io sono visto come la pecora nera che ha fatto perdere il turismo a Paola. Addirittura? Non è che mi hanno fatto una statua, perché grazie a Dio da 3 anni il mare sta migliorando leggermente, stiamo risollevando, siamo tornati al fondo, ora gradino dopo gradino, ora da 3 anni che il mare piano piano sta ritornando quello di prima. Quindi mi dovevano fare una statua? No, ancora continuano a sotterrarmi. È quello che è la mia Ma nessuno rabbia. ti aiuta, nessuna associazione? I cittadini. Per fortuna che eravamo in 3.000 a fare la catena umana, e ora che scriverò il libro, ora che farò una raccolta solidale perché voglio andare avanti, io spero di arrivare alla Corte di Giustizia Europea a Strasburgo, ci vorranno tanti soldi, ora lì si vede se mi aiutano o non mi aiutano, perché io di smontare non smonto, c'è l'ordine di demolizione perché deturpa il patrimonio paesaggistico per la città di Paola. Questo stabilimento balneare deve essere demolito. Cioè, ve ne rendete conto dell'offesa che mi hanno fatto, no? C'è una cosa più offensiva di questa, no?
Cioè non... È una struttura mobile. Io ho fatto 8 volte domanda di progetto per migliorare il mio stabilimento che da 24 anni non è più... le esigenze dei turisti sono cambiate, vogliono l'angolo couture, il ristorante, la piscina, l'ampliamento e tante cose. Io queste cose non le ho. Ogni volta che presentavo domanda a questi signori dell'ufficio tecnico, della provincia, della soprintendenza, della regione Calabria, settore dei mari, sempre bocciato veniva il Quindi un progetto, isolamento. perché dovevi elargire, dovevi dare delle bustarelle in cambio, capito? Come funziona? Questo è il mondo schifoso che c'è in Calabria, questo è lo schifo, vedi? Tutto questo perché hai avuto il coraggio di denunciare. Ma non solo, sono 2 battaglie che porto avanti, una per quanto riguarda la depurazione, una per quanto riguarda il mondo corrotto che c'è. Mi dicono che questa roba è fluorescenza algale, questa qua è fluorescenza algale. Anche l'ARPA, che vogliamo metterci anche l'ARPA, che la fluorescenza algale me lo vengano a dire a me, con tanti di video e di fotografie, fluorescenza algale nel 2015. Se questa me la chiamano fluorescenza algale, cioè guarda qua, ma te, cioè io non lo so io, il blitz che ho fatto a Fuscaldo col procuratore Bruno Giordano, che è scarico di lavanderie, perché le donne di Fuscaldo amano lavare la sera, cioè questo è un blitz che ho fatto al depuratore di Paolo nel 2018, ed è il fiume che era in piena, il fiume in piena per le forti piogge torrenziali, questo fiume. Eppure qua c'è il Ponte Azzurro e questo è lo scarico del bypass del depuratore di Paola. Cioè, non lo so da dove dobbiamo iniziare, non ho proprio idea che cosa vi devo far vedere. Da quando io sono salito sui binari, praticamente il mio stabilimento iniziava a deturpare il paesaggio, combinazione, guarda caso, guarda. E c'era un giudice, che ancora vorrei sapere il nome ma mi è stato proibito, ha fatto una maxi inchiesta sui 22, il PM, stabilimenti balneari. Ma io non ho capito che fine ha fatto questa indagine. Mi piacerebbe sapere, insomma, ma le carte degli altri stabilimenti, come sono state controllate, chi le ha controllate, sono mai arrivati sul posto? Perché ogni volta che io vado alla provincia, soprintendenza e regione Calabria, siamo stati mandati, ma da chi siete stati mandati? E siete stati mandati solo al mio stabilimento balneare? Ma perché non facciamo il DNA a tutti gli stabilimenti balneari? Qualcuno ha il coraggio di andare a fare l'analisi a tutti gli stabilimenti balneari? Io quello che mi chiedo, il mio deturpa, ma andiamo a controllare gli altri se deturpano, no? Andiamo a vedere se c'è la distanza, ci sono tanti altri requisiti, ma non con un giudice che dà le stesse carte a coloro che hanno commesso i reati. Alla regione Calabria, settore Demanio, bisogna nominare qualcuno, un perito esterno ci vuole, non uno, tu chiudi gli occhi e poi che cosa fai? le dai le carte alle stesse persone che hanno chiuso gli occhi. Non funziona così. Senti, da quando sei diventato un appestato? Allora, io me ne occupo da 15 anni, quindi... Sempre battaglie solitarie? Sì, io da 15 anni ho iniziato con l'aiuto di Moreno Morello, di Striscia, e non mi ha mai mollato, e continuerò a lottare con l'aiuto di tutti voi. Però ora vorrei che il mio caso diventasse nazionale, perché andare a Strasburgo, alla Corte di Giustizia Europea, mi servono dei soldi. Io non posso andare levando soldi alla mia famiglia, il mare è di tutti, non è una cosa giusta che levo i soldi. La battaglia deve essere solidale, dobbiamo fare la battaglia, andiamo a Strasburgo, ma tutti quanti insieme. Io mi devo inventare qualcosa, io di smontare non smonto assolutamente, possono venire pure le ruspe, non ho intenzione di arrendermi, ma a questi signori gliela voglio far pagare cara e amara. Questi signori che hanno messo le firme, che il mio deturpa e gli altri non deturpano, si devono assumere la responsabilità, perché io naturalmente ho fatto le foto di tutti quanti. Qua risultano delle concessioni, no? Primo lotto 800, secondo lotto 800, colonie estive. Ma a me non mi sembra, io dalle foto satellitari, io vedo che c'hanno 3000 metri e poi non è una colonia estiva ma sono degli stabilimenti balneari. Poi da 1600 come fanno a entrarci 350 ombrelloni?
in 1600 metri ce ne possono andare a 90. Cioè, questi signori che mi hanno preso di mira a me, ma l'analisi, no? La delegazione, la Guardia Costiera, l'ufficio tecnico, la provincia, la soprintendenza, la Regione Calabria, ma gli altri li hanno controllati. Ora dobbiamo fare quello, si devono assumere la responsabilità che devono andare a controllare a tutti. Il DNA, la biopsia, gliela devono fare a tutti quanti gli altri. Chi si assume la responsabilità? Forse questo signore qua, che è questo signore fantasma, questo giudice, no? Questo procedimento, ma che fine ha fatto? Allora, il procedimento si chiama esattamente il 2551/16/44. Ma chi è il giudice? Chi è il PM? E che fine ha fatto questo procedimento? Ma i periti sono andati sul posto a controllare. È inutile che mi si inventano perché non abbiamo le strutture, non abbiamo gli alberghi. A Paola non ci viene più nessuno perché c'è quella nomea che il mare è sporco. Quindi prima di prendere un'infezione, prima di prendere qualcosa, uno dirotta le vacanze altrove. Quindi anche quest'anno è andata male? No, quest'anno dal 5 al 25, come ogni anno, da 3 anni a questa parte, è andata benissimo, tranne lo scorso anno per una questione meteo che dal 15 agosto in poi è finita l'estate, quindi possiamo dire che abbiamo avuto il pienone dal 5 al 25. Ma non basta, perché noi ci siamo dal 2 maggio al 31 ottobre, possiamo operare. La stagione ormai la possiamo allungare, quindi Senti, possiamo lavorare di mare, di turismo balneare, possiamo lavorare. non hai mai pensato di fermarti, ma chi me l'ha fatta fare? Non ce la faccio, non ce la faccio, è una questione più forte di me. Io voglio giustizia. Purtroppo la giustizia qui non lo so che fine ha fatto. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Ti sei occupato anche della nave dei veleni, no? La nave dei veleni dobbiamo dare merito al grande capitano di corvetta Natale De Grazia, tutto è nato da lui. Ancora la moglie vuole sapere che fine ha fatto, suo marito, se è morto, in che circostanze è morto. Roberto e Giovanni, 2 figli, meritano una risposta, ma questi fusti o queste navi. Questa Cuschi. La Cuschi sappiamo com'è andata, no? Non è che non lo sappiamo. Purtroppo il procuratore Bruno Giordano è morto troppo prematuro perché lui aveva scoperto la verità. La nave aveva detto che era là, il pilota del ROV aveva detto che la telecamera non entrava perché nella stiva c'erano i bidoni. Però poi al secondo sopralluogo dal Ministero da Roma, il ministro Prestigiacomo ha detto che la nave non era più la Cuschi, ma era la nave Catania della Seconda Guerra Mondiale, quindi questa nave magicamente è sparita. Ma secondo te oggi i depuratori funzionano a pieno regime? Grazie a quei 261 milioni oggi i depuratori funzionano, solo che quando c'è qualche vasca piena, tipo a giugno, qui è capitato un episodio particolare. A giugno io non ho mai visto il mare così inquinato. Praticamente scaricavano contemporaneamente tutti a mare, come se si fossero messi d'accordo tutti e 33 comuni. Il mare era talmente sporco che ho fatto smondo, me ne vado e basta, ho finito con la Calabria e ci ho finito. Eravamo ritornati indietro di 20 anni. Poi? Forse è un trucco per svuotare le vasche per poter luglio e agosto lavorare tranquillamente ed avere un mare pulito. Quando c'è la forte pioggia, il maltempo, il mare agitato, purtroppo continuano a scaricare. E io mi chiedo, ma se ci sono dei fanghi nelle vasche di aprile, marzo e febbraio, perché non vengono smaltiti onestamente e aspettano proprio la prima pioggia per scaricare a mare? Però purtroppo i controlli si sa come sono andati. Ha fatto tanti di quei controlli Bruno Giordano e tanti di quelle inchieste che non c'è combinazione, non c'è una persona che è andata in carcere, una, eppure c'è. Materiale ce n'è. Ce n'era. Corrente elettrica,
un utilizzo proprio minimo, cloro, fanghi, ossigeno, si potevano benissimo controllare questi tabulati, questi consumi. Insomma, tu vai avanti. Io vado avanti. Quello che io sto cercando di fare nel mio piccolo è cercare di intrecciare sempre di più relazioni con il comune, con le comunità locali, sponsorizzando per esempio delle regate, interfacciandomi con loro. C'è stato un lungo periodo in cui il San Michele era quasi un castello chiuso all'esterno, insomma c'era un distacco molto forte tra Cetraro e il San Michele. Per me è sbagliatissimo, cioè San Michele fa parte di Cetraro e Cetraro fa parte del San Michele. Devono crescere tutte e due insieme. Certo, ci vorrà un po' di tempo a recuperare questi tempi passati da separati in casa, però insomma. Se tu fossi un amministratore locale, no? Ascolteresti il rumore che arriva da questa organizzazione del turismo altra che propone tipo San Michele? Sì, lo farei e devo dire che sta cominciando a farlo anche l'amministrazione. Ci siamo incontrati in 2 o 3 occasioni, ma non solo io, perché non è che c'è solo il San Michele che si occupa di turismo a Cetraro, ci sono tante altre strutture belle, devo dire. Sono nati tantissimi B&B, curati da gente, mi riallaccio al discorso che facevo prima dei giovani che stanno tornando e vogliono tentare di fare qualcosa. Per cui il comune si sta interfacciando. Adesso non è un processo immediato, loro ascoltano quello che noi diciamo e giustamente riflettono su quello che noi diciamo. Un'occasione è stata per esempio discutere cosa fare con i soldi dell'imposta sul soggiorno che è stata recentemente introdotta. Per cui c'è stato un attimo di confronto per vedere cosa fare e cosa non fare. Ce n'è ancora di strada da fare, però insomma, si è iniziato. Com'è andata quest'anno? Bene, a dir poco meravigliosa, un'estate bellissima, un'estate lunga, veramente. All'inizio ci eravamo un po' preoccupate a primavera, perché è stata una primavera un po' triste, era stata, però dal 15 di giugno in poi si è capovolto tutto. Quindi avete lavorato molto? Grazie a Dio sì, tanto lavoro, tanta gente c'è stata, veramente abbiamo dato lustro a noi stessi, perché il nostro sacrificio è stato ripagato veramente con tanta gente, nell'ultimo periodo veramente ancora Fuscaldo diciamo che sta ridendo, perché mentre gli altri paesi vedo un po' nei limitrofi che stanno un po' come posso dire, soffrendo un po', perché noi grazie a Dio Fuscaldo ancora è piena. Quindi è la prima volta rispetto agli anni scorsi? Diciamo che abbiamo un po' incrementato, cioè, diciamo che agosto si è sempre lavorato, diciamo la verità, agosto si è sempre lavorato, nell'ultimo periodo invece abbiamo avuto qualcosa in più, abbiamo dato. Siamo contenti di noi stessi perché stiamo puntando molto di far crescere la Fuscaldo. Senta, quante persone lavorano con lei? Vabbè, in periodi così siamo circa 15. Deve finire la storia che viene il turista e dobbiamo triplicare i prezzi. Noi stiamo aperti tutto l'anno, cerchiamo di lavorare tutto l'anno, la nostra clientela è una clientela che gira tutto l'anno, bene o male, e quindi i nostri prezzi restano fissi, quelli che sono a gennaio trovano ad agosto. Non hai mai avuto la tentazione di alzare un po' i prezzi ad agosto? No, perché non serve alzare i prezzi, serve portare gente e far parlare bene di se stessi. Il nostro prodotto non cambia se oggi abbiamo 5 persone o ne abbiamo 300 persone. Il nostro prodotto deve essere sempre lo stesso. Come è andata questa stagione? Abbastanza bene, direi che il tempo ci ha aiutato molto, anche il mare perché è stato veramente pulito e abbiamo avuto molta più gente rispetto agli anni precedenti. Tutti i lidi hanno lavorato alla grande, noi ristoratori, non solo io ma anche gli altri, abbiamo girato numeri elevati, per cui credo che si sia creata anche, come dire, la percezione da parte della gente che sul lungomare di Guardia e a Guardia pure
ci sia anche una cucina di eccellenza, per cui noi abbiamo avuto dei risultati veramente positivi. Per quanto riguarda i prezzi alti, noi abbiamo i prezzi bloccati rispetto all'anno scorso, sono sempre gli stessi, e quindi poi uno che va a cena o a pranzo, no, legge il menù, rivede i prezzi, se non ritiene che siano giusti deve cambiare ristorante, ognuno ha i propri target. Noi qui non siamo abituati a lavorare sempre a questi ritmi elevati, per cui siccome adesso le stagioni si riducono a 20 giorni, anche il personale, fino a quando non incomincia a carburare bene su questi numeri, chiaramente ci può essere qualche squilibrio, ma se no io devo dire, io faccio il direttore in questo ristorante, devo dire di essere molto contento e molto soddisfatto se lei legge i post che hanno fatto sia su Facebook sia Advisor. Sicuramente sono altamente positivi, ci può essere stato qualcuno che magari non era nel nostro target e ha creato qualche problema. Con tutti questi lidi aperti, tutti questi ristoranti che diamo la possibilità, chi vuole andare al mare fa il bagno, doccia, bagni, panini, non panini, pranzo, non pranzo, le persone si sono organizzate che scendono con la macchina e se ne tornano la sera a casa loro, risparmiano un sacco di soldi e quindi bisogna, secondo me, cambiare il modo di fittare le case, bisogna cercare di fittarle a settimana, a 10 giorni, a 15 giorni, a 3 giorni e creare poi chiaramente qualcosa che riesce a organizzare tutta questa offerta, perché secondo me questa sarà l'arma vincente, è il futuro per quello che mi riguarda. Il mare finalmente dopo 20 anni, quest'anno è la prima volta che l'ho visto un attimino pulito, le persone che non hanno creato problemi. Negli anni precedenti mi ricordo una signora era venuta qui, è scesa al mare, ha detto me ne vado dopo 3 giorni perché praticamente i miei figli non gli posso far fare il bagno qui, quindi il problema è stato questo. Molti cosentini? Molti cosentini sicuramente, ma anche molta gente di fuori sicuramente. I cosentini, è una grossa fetta di cosentini. Napoletani. Napoletani anche, certo. Anzi, campani. Campani, sì, sono d'accordo con lei, direttore. Io turista arrivo in Sila, a che cosa posso fare? Beh, la Sila ci dà veramente tantissime opportunità. Prima fra tutti la parte escursionistica, che all'interno di oltre 700 km di sentieri del parco. Che cosa accade praticamente? Si fanno dei gruppi di persone? Si fanno dei gruppi di persone e si accompagnano su questi sentieri che sono bellissimi. Quest'anno non ci siamo limitati ai dintorni di Camigliatello, ma ci siamo allontanati di molto, la Sila Greca, la Sila Piccola, con panorami bellissimi, mozzafiatico, cascate, veramente ce n'è per tutti i gusti. Dopo tanto lavoro inizia a dare i primi frutti, reali frutti. Questo è possibile farlo solo d'estate? Noi lo facciamo sempre, estate, inverno, primavera. Tra parentesi, uno dei miei grossi dispiaceri è che la Sila non viene visitata in primavera, che è il periodo in assoluto più bello, con colori fantastici. E vi inviterei dalla primavera prossima a frequentarla più assiduamente la Sila. Lei vivrebbe in un altro posto diverso dalla Sila? Assolutamente no. Noemi, tu sei la guida del parco, no? Sì. A te si rivolgono i turisti per dire cosa ci fai vedere, quali sono le possibilità escursionistiche, no? Di questa meravigliosa area della Sila calabrese. Beh, allora, le possibilità sulla Sila sono veramente tante, abbiamo circa 600 km di rete sentieristica, quindi insomma abbiamo la possibilità di percorrere questa rete sentieristica per tutto l'anno, in ogni stagione e con qualsiasi mezzo. La rete sentieristica si presta particolarmente ad attività di vario tipo, dalla mountain bike al trekking alle ciaspolate in inverno, quindi diciamo offre davvero la possibilità di praticare sport all'aria aperta a 360 gradi tutto l'anno. Ma questo tipo di attività richiama i turisti? Vengono i turisti qui? Sì, allora richiamava i turisti già da qualche tempo, però negli ultimi 2-3 anni sulla scia di questo insomma turismo verde che sta un po' dilagando in tutta Italia, sulla Sila trova particolare insomma, interesse. Questo perché, come abbiamo detto, la Sila, essendo una montagna dolce, potremmo definirla, dà la possibilità veramente a tutti di praticare i sentieri, di fruirne nella maniera più opportuna,
anche grazie all'eccellente insomma, segnaletica presente su tutta la rete sentieristica, ecco, che qui consente abbiamo di Passo muoversi delle liberamente. Cornacchie, lunghezza 1000 metri. Quindi questo è il sentiero. Allora sì, il sentiero, in realtà le tabelle segnaletiche sono questa e queste che vediamo sulla nostra sinistra, hanno insomma la direzione, come potete vedere. La particolarità della rete sentieristica, per quelli diciamo meno pratici, presenta una doppia numerazione. Infatti abbiamo Sentiero 402, Parco Nazionale della Sila, Sentieri Italia. Questo perché tutto il lavoro della rete sentieristica è stato fatto in concertazione tra il CAI, il Club Alpino Italiano, e l'Ente Parco Nazionale della Sila, che si sono prodigati di tracciare, come abbiamo detto prima, oltre 600 km di sentieri. Sulle tabelle troviamo la località, i tempi di percorrenza e il luogo in cui vogliamo andare. Cioè Diciamo. per Botta Donato 4 ore e 30 minuti? Esattamente. Tra l'altro questo sentiero qui è un sentiero molto particolare. Il Sentiero Italia è un sentiero che percorre tutta l'Italia. Da qui appunto il suo nome, perché ce n'è un piccolo pezzettino in ogni regione d'Italia. E questo insomma, che parte dall'Ente Parco, è quello che abbiamo in Calabria. O questo è il più breve? Sì, c'è un primo pezzettino, poi si arriva sulla strada. Una volta arrivati sulla strada si rimbocca il sentiero. Vediamo un po' che panorama riusciamo e si può arrivare a poi vedere da fino questa a Monte parte. Botte Donato, alla fine del sentiero. Sì, questo praticamente siamo già a ridosso del lago, no? Sì, qui sei già sul sentiero. Il bello di questa rete sentieristica, come ti dicevo prima, sta proprio nel fatto che i sentieri partono dai centri dei villaggi. E si diramano in più direzioni. Questo dà la possibilità a noi guide di avere sempre, come dire, un piano B, perché il sentiero può continuare fino al monte o eventualmente deviare e riportarci poi in paese. Questo poi si prosegue da quella parte, no? Sì, si va da quella parte, si scende giù. E cosa si ammira in questo percorso? Beh, allora sicuramente in questo percorso in particolare il nostro bellissimo lago Arvo. Ce lo troviamo di fronte o comunque di fianco lungo tutto il corso della passeggiata. Il lago Arvo nasce come un bacino idroelettrico in seguito alla costruzione della diga negli anni '20, però dopo tutti questi anni ha assunto quasi un aspetto di lago naturale. Tutti i laghi della Sila nascono come bacini idroelettrici, però con il tempo hanno assunto questa conformazione particolare. Lungo il sentiero la vegetazione che si trova è veramente varia e molto ricca. Particolarità della Sila è proprio la biodiversità che presenta. Ce la spieghi un po' che tipo di vegetazione incontriamo in questo? Sì, abbiamo il nostro magnifico pino, il nostro pino silano, denominato appunto proprio Pinus nigra varietà calabrica, proprio perché specie, come dire, tipiche e propria delle nostre zone. Se ci fai caso, questi pini sono molto alti, quindi sembrano abbastanza maestosi vedendoli, e hanno i rami che si cominciano a farsi vedere principalmente nella parte superiore del tronco. Da questi alberi veniva e viene estratta quella che è la resina, che è un materiale preziosissimo, ed è stata una delle motivazioni per cui intorno agli anni 40 la Sila venne quasi completamente disboscata, per poi essere, grazie anche all'opera valorizzazione Sila, ripiantata. Turisti questa estate caldissima che c'è stata hanno frequentato il Parco della Sila o no? Quest'anno sicuramente posso dire, sia come imprenditrice che come guida, che c'è stato un vero e proprio boom. I turisti non sono passati dalla Sila, ma hanno scelto la Sila per le loro vacanze, che è una differenza. Quindi sta cambiando qualcosa rispetto Sì, sta cambiando. Questa è una differenza molto importante, perché vuol dire che il turista viene appositamente per venire sulla Sila e praticare le attività che si fanno sulla Sila. Quindi è molto importante. Altro elemento di spicco sicuramente è la presenza di turisti stranieri, che quest'anno sono stati abbastanza numerosi. Il bello della vacanza in Sila, o comunque su Lorica, su Camigliatello Silano, su altre zone della Sila, è proprio questo: in Sila non si sta in discoteca fino alle 5 del mattino. In Sila anche ci si perché alza... non ce ne sono discoteche. Anche perché non ce ne sono, ma non le vogliamo le discoteche in Sila soprattutto. In Sila ci si alza presto la mattina, si va a fare la passeggiata, si fa un bel giro in canoa sul lago, si fa il trekking, la mountain bike, si pratica attività sportiva all'aria aperta, si respira l'aria più pulita d'Europa, che non lo diciamo noi, ma ci hanno attestato. Ma sei tu ad organizzare le giornate dell'escursionista, del turista che viene e dice: guarda, oggi voglio impegnare la mia giornata come? C'è un programma, non so, per una vacanza di 7 giorni, tu in 7 giorni hai già fatto
il programma? Sì, allora guarda, in questo sicuramente ci viene in aiuto a tutte noi guide l'associazione delle guide ufficiali del parco. Il bello di avere un'associazione delle guide ufficiali del parco e di avere dei colleghi che fanno questo lavoro insieme a te è esattamente questo. Io in una settimana ho la possibilità di proporre le mie escursioni sull'Orica, come diciamo guida Noemi, allo stesso tempo ci sono i colleghi che possono farlo sul Longobucco, su Camigliatello, alla riserva del Tasso, quindi tra colleghi cerchiamo di, come dire, di creare appunto una settimana all'insegna degli sport in natura tutti quanti insieme. Ma alla fine di ogni percorso c'è la possibilità di un punto ristoro, che cosa avete organizzato? Allora sì, dipende dal sentiero che si sceglie. Alcuni sentieri arrivano fino in vetta, quindi possono arrivare nei pressi di un qualche rifugio, altri rimangono nella natura incontaminata per chilometri e chilometri, ma insomma si sa che il buono escursionista il più delle volte è organizzato, nel senso che all'interno del suo zaino porta un qualcosa per ristorarsi una volta in vetta. Tempo di bilancio, come si dice. Allora... Bilancio tutto sommato positivo, perché Camigliatello e la Sila attira molto, attira numerosi turisti. Quest'anno abbiamo registrato flussi provenienti anche dall'Europa, quindi parecchi inglesi. Il dato è molto positivo, diciamo. Il tempo è andato bene, quindi gli operatori si stanno dando da fare. Quindi è cambiato il clima nei confronti della Sila? Secondo me sì, c'è una ripresa rispetto alla montagna, la gente ha bisogno anche di fare una vacanza sana, a contatto con la natura, a contatto con l'ambiente, con questo straordinario patrimonio che abbiamo tantissimo a livello appunto di eccellenze di patrimonio. Quindi si aprono scenari diversi, fino a ieri inimmaginabili? Sì, si potrebbero aprire scenari nuovi, anche perché dai dati che abbiamo registrato quest'anno un incremento delle presenze, come dicevo prima, e c'è un incremento anche di attenzione rispetto alla Sila, rispetto a Camigliatello, e il mercato degli acquisti delle case anche in ripresa, una sensibile ripresa dopo anni di declino, quindi ci sono dei dati, dei segnali incoraggianti. Purtroppo il territorio è molto esteso e quindi non è sempre facile reprimere fenomeni di abbandono di rifiuti ed altro, però comunque lo sforzo è altro, abbiamo tutto il nostro personale impegnato su Camigliatello, siamo riusciti anche a risolvere delle criticità del passato. Ma le istituzioni sono vicine? Le istituzioni, credo, sovracomunali sono vicine con il cuore, credo, ma poi fattivamente, perché purtroppo gli enti locali hanno carenza di risorse, di mezzi, quindi è sempre impossibile poi intervenire praticamente per risolvere i problemi, però comunque sono vicine, per quello che possono fare fanno, però ci vorrebbero tanti soldi. Ci vorrebbero tanti soldi, soprattutto sulle manutenzioni, quindi sugli investimenti stradali, sulla cura. Quanto personale ha il comune che lei dirige? Noi abbiamo a livello di personale esterno intorno a 35 persone. Ce la fanno Non ce la facciamo, noi abbiamo due comuni, cioè noi abbiamo un comune solo che è Spezzano Sila, ma nella realtà sono due centri grossi, abbastanza vivi, per cui è sempre difficile, è sempre dura anche per l'estensione territoriale che dicevo prima, perché abbiamo tantissimi chilometri quadrati, quindi è difficilissimo tenere sotto controllo. Poi su Camigliatello come la gestisci Camigliatello? Su Camigliatello è dura, ma diciamo si riesce comunque a garantire i servizi. Senta, sei riuscito ad invertire la narrazione di questo pezzo di territorio? Beh sì, che siamo riusciti perché l'offerta turistica che è stata presentata è stata un'offerta turistica di qualità. Noi abbiamo messo tutte le nostre risorse su un turismo culturale e ci ha dato ragione.
aver presentato libri, aver fatto teatro, aver fatto cinema, rappresentazioni, insomma abbiamo variegato l'offerta e nel variegare l'offerta gli sconti sono stati positivi. Abbiamo avuto 4 giorni del Peperoncino Jazz Festival che ha registrato migliaia e migliaia di presenze. E il porto quanto ha inciso? Il porto molto, tenga presente che il porto da quando è stato aperto aveva 550 transiti annuali e quest'anno siamo arrivati a 1300 transiti con un pernottamento almeno di 2 giorni e mezzo. Questo sta a significare che è diventato un punto d'accesso importante per il territorio, non solo per Cetraro. Quindi da quando avete avuto la possibilità di gestire direttamente questa infrastruttura sì. è cambiata? È cambiata molto in termini di presenza, di accoglienza e anche in termini di servizi che stiamo offrendo e l'abbiamo fatto diventare come punto di accesso al territorio. Noi non abbiamo la possibilità di poter presentare una città turistica balneare semplicemente, per cui abbiamo creato delle nicchie, dal turismo storico, il turismo culturale, quello naturalistico, anche a quello balneare e abbiamo avuto anche il turismo religioso, anche se il turismo religioso riguarda soprattutto le zone del santuario di Paola, ma abbiamo avuto presenze qui per un turismo religioso su Paola. Questo sta a significare che se fai scelte di qualità nelle offerte che dai e vai a variegare il tipo di offerta turistica e fai un turismo integrato, le risposte sono positive. C'è stato un primo approccio, quello di riportare molti luoghi nella legalità. Il secondo aspetto è quello di cambiare, ecco, riportare alcuni luoghi nell'alveo della porto. Anche se rimane però qui la questione legata al mercato ittico, no? Sì, che non si riesce a... Ma che lo aprirò come comune di Cetraro. Se non va in porto l'ultimo bando che io sto preparando, appena finito l'adeguamento strutturale della... Ma non ci sono concorrenti attualmente, non ci sono imprenditori interessati? Faremo l'amministrazione di interesse per trovare imprenditori interessati. Se non ce ne sono, credo, vediamo se possiamo costruire una cooperativa. Se non è possibile, come il porto, lo gestiremo direttamente noi. E come fa il Comune a gestire il mercato ittico? Come gestisce il porto? Lo gestiamo noi e faremo un avviso per una società di servizi che ci fa i servizi del mercato. Quindi gestito direttamente dal Comune? Direttamente dal Comune. Se non partecipa nessun imprenditore, ma quello è un punto nevralgico. Questo del mercato. Ma è un'attività di lucro, come si fa? Come la giustifica il Comune? Ma noi non dobbiamo fare lucro, noi dobbiamo dare un servizio, cioè di ricavato che viene e lo investiamo sul territorio. Quindi significa entrare a gamba tesa? Entrare a gamba tesa, se c'è bisogno sì, come abbiamo fatto sul porto faremo anche sulle altre strutture. Tutto ciò che rappresenta per noi volano di sviluppo e segni di legalità che bisogna rafforzare, non guardiamo in faccia a nessuno, andiamo avanti perché ci crediamo. Quanto è libera oggi Cetraro, onestamente, rispetto al passato? È libero, non mi faccia la percentuale, è libero, perché è libero nella mentalità dei nostri ragazzi. Se abbiamo invertito la tendenza e i nostri giovani vogliono investire in questa città e cercano di convincere i propri genitori di crearsi un proprio futuro, significa che è cambiato qualcosa. Che voto dà la sua città in questa stagione turistica? Io do un voto da 10, malgrado sia stato un disservizio che ci era riguardato esclusivamente quello dei rifiuti per un periodo cruciale, questo è il mese di agosto. Do 10 perché è un 10 di speranza, e la speranza non perché sia andata bene la stagione turistica, ma perché le risposte che ho avuto da questa mia comunità di continuare a voler investire in questa città significa che tutto ciò che abbiamo costruito materialmente adesso trova anche il suo contorno immateriale nell'offrire i servizi turistici che mancavano. Senza dubbio 10. Non ho esitazione, quest'anno non ho esitazione, almeno fino ad oggi. Ma lo dice sulla base di che cosa? Sulla base del fatto che siamo riusciti ad avere un grado di soddisfacimento di tutti i fruitori e tutti i vacanzieri che è altissimo. Quando si dà un mare pulito, una spiaggia più o meno organizzata,
Certo, abbiamo avuto alcuni giorni di sofferenza per quanto riguarda i rifiuti, dobbiamo riconoscerlo, per una serie di criticità, però poi quando gli si dà la possibilità di avere manifestazioni come Fuscaldo Alicin Festival, che ha avuto presenze straordinarie, è un riconoscimento che va al di sopra dei limiti regionali e nazionali. Abbiamo avuto attestazioni veramente straordinarie da parte di tanta gente con presenze inimmaginabili, e quindi anche quest'anno un risultato eccellente.